Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi viene da ridere perché avevo già registrato una puntata prima, ma un po' le ho perse per il tempo perché mi sono messo a giocare a 3 minuti e tutti voi sapete, mi seguite anche su Twitch che sono una schiappa, 3 minuti le perdo tutte per il tempo. E un po' ci si è messa anche la mia connessione, quindi spero di registrare e che la connessione non si disconnetterà più, perché ho perso anche diverse partite così. Quindi, se vedete il punteggio modificato non vi preoccupate, adesso andiamo a giocare. Gioca, play, c'ho 5 minuti. Ok, va bene, allora, giochiamoci a 5 minuti, vai. Quindi c'è la maledizione contro il 1100, c'è una maledizione, andiamo di gambetti. Mettiamo alla prova questi ragazzi. Premove di Alfierozzo. Su, bisogna essere decisivo, bisogna giocarsela nel modo migliore possibile delle proprie possibilità. Perché solo giocando bene noi potremo capire se riusciamo a creare un futuro migliore. Cosa sto dicendo? Va bene. Lasciatemi parlare, ragazzi. Ok. Questa struttura di pedoni non ci voleva. Vorrà dire che dovrò trovare un altro modo per crearti dei problemi. Ok, fa sempre comodo. Mosse di questo tipo fanno sempre molto comodo per indebolire la struttura di pedoni. Oh, adesso questo alfiere è diventato fortissimo. Se mi giochi cavallo qui non ho problemi. Vediamo se c'è subito qualche bel tatticismo. Tac. Scacco di alfiere. Tac. No, non c'è nessun tatticismo. Se la torre rimaneva qui, probabilmente sarebbe stato un bel tatticismo. Niente. Stavo sognando già qualche bella mossa, invece no. E invece no, tutto ciò non c'è più. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Questa era la mossa da fare. Questa era la mossa che aspettavano gli antichi da tempo. Guarda come sono lento, 3 minuti e 45 contro 4 minuti e 22. Si può essere così lenti in una partita a scacchi? Eh beh sì, in teoria sì. Ma in pratica no. In pratica no. Ci facciamo impedonare? Ci facciamo impedonare così a gratis? Sì, perché questo alfiere è tanto più forte di questo cavallo. Ok. Adesso che abbiamo capito che questa era la mossa da fare. Tacco doppio su questi due punti. Peccato, non ho visto l'alfieretto. C'è mica questa che è interessante. Mi costringe a venire qui. No, vado tipo qua. Però questa non è male su questa. Non è male, eh. Io un pensierino così ce lo farei. Perché tu vuoi venire qui adesso. Tu vuoi venire lì. E allora se ti dico, ti gioco questa. Così, senza saper né leggere né scrivere, in modo... Dai ragazzi, che c'è una maledizione. Ok, ci spostiamo qui. Attacco su questo punto e allo stesso tempo difendo il mio punto qui, così posso liberare questo cavallo che poverino... Premove di alfiere, così l'alfiere attacca insieme alla donna qui. Questo è interessante, ma noi andiamo qua. Questa è molto interessante. E c'è questa mossa che sembra anche questa molto interessante. Che mi giochi? Ritorni a casa? Torni a casa Alessi? Però su questo io cambio e poi ti gioco cavallo. Ah, ma ti piacciono le mosse un po' passive aggressive. Ti piacciono le mosse passivo aggressive? E vabbè, se piacciono a te, l'importante è che piacciono a te. Allora,
Togli questo pedone che entro col cavallo. Fallo, 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 fallo. Vedete ragazzi, voi dite fallo, fallo, alla fine lui lo fa. Fallo, fallo, fallo. In qualche modo è una legge, è una legge. Ma che partita inutile che sto giocando. Una partita così inutile non l'ho mai vista. Con mosse altrettanto inutili, soprattutto da parte mia. E niente, non abbandona. Nonostante il pezzo in meno, non si abbandona. È giusto così, ragazzi. Bisogna essere completamente onesti. Connessione, fammi un giochino un'altra volta. Ok, ok, va bene. Vorresti farmi credere che se io ti spingo, ti comprimo ancora di più, come la vedresti? La vedresti male, perché questa donna non potrebbe più andare da nessuna parte. Questa non l'avevi considerata, neanch'io, l'ho vista adesso. L'importante è essere onesti, ragazzi, l'importante è essere onesti con se stessi. Su questa mossa cambio senza neanche pensarci su due volte. Bisogna cambiare, bisogna avere il coraggio di cambiare, ragazzi, perché chi non cambia, tac, tac, ma così ti faccio un favore. Boh, che partita strana, non lo so, c'è questo alfiere e questa donna che insieme fanno mezza donna. Non lo so, basta che non perdo per il tempo, ecco, questa è la mia unica speranza, di non perdere per il tempo. Tac, tac, tac. Boh, vabbè, cambio tutto, raga, che vedevo di? Che vedevo di? Se non ci sono altre speranze, cambio tutto. Poi questo alfiere, almeno gli diamo una diagonale un po' migliore, perché in effetti da lì non facevo un Kaiser. Premove di torre, premuvone di torre, premuvone di torre. Premuvone. Premuvizziamoci con la torre, ragazzi. Premuvizziamoci. Ok, questa è una mossa carina, vedi? Questa è una di quelle mosse che a me piacciono. A me piacciono. E le dovresti fare più spesso, secondo me. Perché sono queste le mosse che ti valorizzano. Bella, bravo, bravo. Peccato che la tua donna... adesso la donna può scappare qui, vedi? Vedi perché questo alfiere doveva rimanere lì? Te l'avevo detto io che doveva rimanere lì. Te l'avevo detto. Sacrificio, torre, scacco e cavallo qui. Sacrificio. Tac. Cavallo qui. Ma sai che potrei farlo, ragazzi? Movimentiamo la partita. Movimentiamo la partita, su, dai. Rendiamola simpatica. Anche se ho 30 secondi sull'orologio, la vogliamo rendere un po' più simpatica. Se no qui è un mortorio di quelli che la metà basta. Ok. Ma adesso mi fa questa. Mi fa questa. Mi vuole fare questa. Giusto? Dico bene? Dico corretto? No, non me la fai. E allora se non mi fai questo io ti catturo qui. Ti catturo qui. Poi sono dolori. Non hai voluto? Non hai voluto? Vediamo un po'. Scacco. Può andare solo qui. Deve intervenire la donna. Deve intervenire la donna. In qualche modo deve intervenire. Anche con una bella inchiodatura, ma la donna deve assolutamente intervenire. Cosa gioco qui? Il tempo, 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 è importante il tempo è importante, il tempo è molto importante. La prossima c'è il premove di donna. E se vado gli scacco direttamente di donna?
Ancora meglio. E ancora meglio. E ancora meglio. C'è il matto qui. C'è il matto qui. Mamma mia ragazzi, nel gioco veloce faccio una fatica boia. Mamma mia che faticaccia. Nuova, 5 minute. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. 5 minute, andiamo con l'apertura di re, che la giocavo anni e anni fa, ma non ho mai più giocata. Gambetto, vado di gambettozzo. Ho deciso così e quindi gambetto sia. Allora, su questa mossa, che è molto interessante, posso giocare... Cavallo C3 è brutta. Ma la giocherò. Cavallo C3. C'è alfiere qui. Ok, io catturerò qui. Però perderò qui. Vedi che me l'ha giocata e devo giocare alfiere di 3. Christian, con queste mosse ti rovini la reputazione. Con queste genialate, che sono veramente genialate, arrocco prima o pedoncino? Ma un pedoncino onestamente non lo si rifiuta mai. Tac, potrei anche arroccare subito così mi tolgo il re da davanti ai piedi. Dico buono? Sì, arrocco subito su quella. Se giochi D5, spingo per forza. Su D6 l'alfiere vuole venire qui, non c'è problema, noi arrocchiamo. Torre qui. Ok, sì, non è forse la migliore delle posizioni in assoluto che abbia mai giocato. Questo alfiere glielo vogliamo togliere da qui. Potrebbe essere una cosa buona. Ok, tu vuoi catturare qui, donna qui no. Questo qui, difeso dall'alfiere. Ok, allora, tac e C3, così l'alfiere rimane murato dai miei pedoni. Se catturi qui potrei catturarla anche di pedone. La cattura di pedone impedisce anche col cavallo di andare qui. Oh, interessante la cattura di pedone, sai? Fammela pensare bene. Se catturo di pedone, il re nell'angolino. Ma sai che non è male? Te la gioco di bestia. Il re nell'angolino. Ok, ora questo alfiere noi lo ritiriamo qua. Su questa con... ti vuoi infilare qui, ma la casa è controllata. Allora ti gioco questa, tu ti ritirerai con l'alfiere. Devo assolutamente spostarmi col re. E penso che lo farò subito. Giusto? Non ci sono controindicazioni. Ok. Poi torre qui, donna in qualche modo qui e partirà il super mega attacco anche con la scoperta. Mamma mia ragazzi, potentissimo. Attenzione, c'è cavallo qui, però c'è il mio cavallo che tiene. Quindi finché il mio cavallo tiene, va bene. Allora. C'è l'alfieretto che va lì. L'alfieretto va lì. Lo facciamo andare lì. Bravo alfieretto, fai sempre, devo dire, il tuo lavoro alla grande. Tra l'altro, oddio, l'alfiere lo vorrei anche tenere io perché è molto importante for me per controllare this case. Donne 2, donna F2 su donna E2. Donna F2 mi crea problemi, donna F2, l'altra torre qui, in teoria no.
In pratica, boh. No, non penso, donna, donna. Ok, messo in collegamento le due tower. Si dice rook. Va bene, ovvio ragazzi, ovvio. Nella scrittura inglese le torri sono R. Quando uno si guarda le partite sulla scacchiera, poi dice legge R, muove il re, invece era la torre. È capitato così a tutti. È capitato a tutti. Adesso devi ritornare qui, amico mio. Non ce n'è altri. Non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid. Dai, creiamo un piano di gioco, Christian, perché questa partita sta diventando veramente noiosa. Su questa vai lì. Oddio, su questa ti faccio avere una buona. Beh, facciamo. E se gioco prima questa, non sarebbe male, eh? Sì, va bene, va bene. Tu giocherai questa, al che io potrò a questo punto iniziare ad attaccare. Ti sei creato la via di fuga. Ti sei creato la via di fuga per il mio super mega attacco. Allora. Christian il tempo, Christian il tempo, Christian il tempo. Non fartelo ripetere un'altra volta. Non fartelo ripetere un'altra volta, Christian. Che ti manca il tempo. Ti manca il tempo. Donna qui. Oppure a casa. Raddoppio di torri. Questo cavalluccio dovrà andare a poi scontrarsi con quel cavalluccio. Dai, che il raddoppio di torri è vicinissimo. A meno che non mi vuoi dare la donna. Se mi vuoi dare la donna io sono felice, onestamente. Ma come sono difficili ragazzi queste partite. Cioè non è che dici, sono partite che uno vince in poche mosse. Col Kaiser. E devo trovare un modo per attaccare. Fiere qui, si indebolisce un po' qui, ma nulla di che. Cavallo, posso inchiodarti su H6, però devo cambiarti poi l'alfiere. Non te lo voglio cambiare manco morto. Quindi, ok. Tac, spinta, spingo. Cavallo è ritornato lì, va bene, non ci abbiamo guadagnato nulla. Ok Christian, devi attaccare, è arrivato il momento di attaccare, devi fare qualcosa, inventati qualcosa, non chiedermi cosa, ma qualcosa devi fare. Qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò. Premuvone sul cavallo io farò, cambierò. Ok. C'ha questa. Meno male che non l'ha vista, poteva catturare col cavallo qui. Facciamolo subito, prima che cambi idea. Alfierozzo. Ragazzi, questa la perdo per il tempo, ve lo dico. In tutta sincerità e con tutto il bene che vi voglio, l'unica è cercare di fare un piano di questo tipo adesso, perché sennò qui la perdiamo per il tempo. E se ti gioco questa? Qui non puoi andare che c'è l'alfiere. Sei costretto ad andare qui. E qui... attenzione che gli trappoliamo la donna, ragazzi. La stiamo intrappolando. Donna qui. Però perdo l'alfiere. Cazzarola, ragazzi. C'è quasi la donna intrappolata, ma non ho abbastanza tempo per capire come si intrappola bene. Che cacchio sto facendo qua? È un casino. Dovrei giocare qui e torre qui. Eccola, quella era la mossa. Alfiere qui e torre qui. Alla prossima te la gioco. Tanto questo pedone è inchiodato. Alla prossima te la gioco. Alfiere qui. Bravissimo. Alfiere qui e torre qui. E hai perso la donna in teoria, no? Anche in pratica. Mamma mia che sudata, ragazzi, ma non si possono sudare così le partite. Cioè, giocano bene, giocano strabene. Ok. E adesso qualsiasi cosa tu faccia, io ti catturo, qualsiasi cosa. A parte che potevo secondo me catturare prima qui con calma, con l'alfiere, e poi farti questa mossa. Va bene anche così. Basta che mi dai la donna, basta che non la vedo più sulla scacchiera, quella regina lì.
Bravissimo. 19 secondi. L'ansia che sale, l'ansia che cresce, l'ansia che va. Na 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 na. Quando si ama davvero. Mistero. Ok. Mi sembra un'ottima move. Mi sembra un'ottima move. Oh, infame. Infame che non sei altro. Infamissimo. Oh, potevo catturartelo, no. E va bene. Questo è il dono dei pochi secondi. Questa è la cosa bella. Mamma mia, che sudato. Ma raga, non si possono sudare così le partite. Ma da quando? Cioè, quando ci arrivo più a punteggi più alti. Mamma mia, ragazzi. Nakamura a quest'ora era già a 4000. Noi stiamo sudando come delle belve. Stiamo sudando, sempre col bianco, allora vado. Ho scoperto che devo giocare aggressivo, perché se gioco aggressivo escono fuori partite meno chiuse e quindi ce le possiamo giocare meglio. H6, arrocco corto. Se escono invece partite chiuse è un po' più difficile per me poi giocarmela. Donna F6, ti gioco questa, perché questo cavallo è fatto per andare lì. Ora ti gioco questa e su questa ovviamente vado di cavallo. Su alfiere qui potresti rompermi un po' le scatole. Hai giocato quella, potrei mettere la torre qui semplicemente. Ora il tuo problema è dove svilupperai questo cavallo. Perché siamo bravi tutti a muovere i pedoni. Allora, questo alfiere secondo me deve rimanere su questa bella diagonale. Se tu ora giocherai questa, io posso giocarti... No, ti gioco a 3. Ti gioco a 3. Ti gioco questa. Quindi su questa ho una via di fuga e rimango sempre qui. Bene, ora dobbiamo capire come schiodarci prima o poi da questa situazione. Perché? Te lo dico subito. Perché? Allora, intanto c'è questa spinta qui che mi sembra... ma qui va bene, impattato passano elicotteri. Qui abbiamo un problema, Houston. Houston, Whitney, abbiamo un problema. Che è questo problema qui, di questa spinta. Quindi devo fare questa. Perdo qui, però premuvone di pedone. Ok, diciamo che non ho una struttura pedonale delle migliori in assoluto, però il re comunque è al sicuro. Il fatto che lui è in ritardo di sviluppo mi fa stare abbastanza tranquillo. Ok, sono contro Erigit. Eri una volta Git, adesso non più. Cosa giocherà il mio avversario? Intanto ho il pre-move da 10 anni. Basta che non si disconnette. Basta che non ti disconnetti. Dai ragazzi. Cioè, obiettivo di oggi 1200. Però non so se di questo passo ci arriviamo. Nel senso che sono tosti gli avversari. C'è niente da dire. E man mano che si sale poi, diciamo, di punteggio, sono sempre più piccole le questioni che fanno la differenza fra una partita vinta e una partita persa, una partita pareggiata. Quindi, vabbè, comunque lui non ha attacchi di nessun tipo, al massimo c'ha scacco qui, io vado nell'angolino, non ha alcun tipo, anzi poi c'ho anche torre qui che mi va bene, è in straritardo, dovrebbe cercare di muovere questo cavallo da qualche parte, però il catturo qui. Se mi cattura qui vado ovviamente col cavallo senza proprio alcun dubbio. Va bene, e se invece spinge catturo qui. Ok, abbiamo trovato uno che pensa più di me, ragazzi. Abbiamo trovato uno che pensa più di me. Però ripeto, non sono partite che uno dice ciao, faccio la miniatura, vinco in 20 mosse. No, cioè pensavo di sì, e invece no. Se io catturo, ti sviluppo il cavallo.
ma perdi questo pawn. Ora c'è un po' di pressione qui, c'è un po' di pressione qui, c'è il mio alfiere che può arrivare qui ed è interessante. Questo alfiere dovrà trovare una buona collocazione e la sua collocazione sarà assolutamente lì. Guarda, guarda, meno male che qui non si può sviluppare, che è paralizzato, si dice. Torre. Mia torre può uscire anche così, ragazzi. È interessante. Attenzione, minaccia sul cavallo. Minaccia sul cavallo. Potrei giocare C4, A4, oppure ancora più bella, alfiere qui, così se mi catturi ti catturo il cavallo con doppio su. Oh, che belle queste mosse, quando si vedono danno soddisfazioni. Fammi tirare giù le maniche che inizia a aver freddo come prima. Ok, questa è una mossa che dà soddisfazioni. L'unica tua difesa mi sa che è giocare questa e ti prendo la qualità. Ecco, queste danno soddisfazioni, queste mosse. Forza ragazzi, forza. C'era questa, c'era questa, c'era questa, c'era questa. Tac, re al centro, scacco. Re al centro, scacco. Donna qui. Vado di premove anche, potrei anche premovizzare, scacco. Adesso sei costretto ad andare qui e ti catturo qui. Anzi no, puoi andare anche qua. Puoi andare anche qua in effetti. Però qui c'è il mio scacco. Tu vai qui. Vai che c'è il mossone. Vai che c'è il mossone. Me lo sento che c'è il mossone. Me lo sento. Scacco qui. Ah, c'è donna C6. Matto. Re qui, donna C6. Donna C6 mette davanti la torre, catturo con la donna. Ok, è andata ragazzi. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!